Eccoci con Antonio Talà, presidente del Portogruaro Calcio ASD. Quest'anno abbiamo anche un nuovo direttore sportivo, Roberto Gabrieli, che è passato dal settore giovanile, lo vediamo là in sottofondo, agli adulti, ai grandi, diciamo, no? E io ho sentito nel suo discorso che ha usato la parola consolidare quello che è stato fatto l'anno scorso, che tradotto per il tifoso verace, mi passi il termine. Io immaginavo che mi chiedevi l'obiettivo e diciamo, no, io ho usato la parola consolidare per un semplice motivo: uno, perché abbiamo cambiato l'allenatore, quindi è sempre un qualcosa che cambia, e anche quasi la metà della squadra è cambiata, quindi il consolidare sarebbe per me già auspicabile, perché andiamo a consolidare quel posto dell'anno scorso, che era il sesto posto, per chi non se lo ricordasse, lì. Puntini. È chiaro che per noi cercare di fare meglio dell'anno scorso, però dobbiamo andare piano piano, ecco. Sì. Quindi, però la cosa che mi piace di più è che quest'anno abbiamo iniziato con una tranquillità, con una serenità, il gruppo è buono, anche all'interno della società sta veramente girando bene, ecco. Quindi, e poi una chicca potrebbe essere anche il fatto che stiamo cercando in queste 2 settimane di chiudere con un main sponsor, quindi questo ci darebbe una tranquillità maggiore, ecco. Sì, ho visto e sentito anche, oltre che visto, l'avete detto, è una squadra molto giovane. Sì. Però partiamo con un leggero handicap, questa volta non dovuto alla mancanza di giocatori, ma un handicap fisico che si è fatto male il mister. Questo Sì. può rallentare, precludere qualcosa, giusto per tranquillizzare eventualmente i tifosi. Ho dato la mia battuta prima, però io penso che lui entro la fine di agosto ritornerà in forma e sprint, cioè con uno sprint. Ha una carica enorme questo allenatore qua, e spero che la trasmetta anche ai giocatori. Questo è quello che abbiamo bisogno, di trasmettere questa carica ai giocatori. Ecco, io volevo chiudere soltanto con una puntualizzazione, perché conosco poco su questo settore, perché abbiamo un portiere nuovo, Sì. E soprattutto un preparatore dei portieri di un certo peso, Sì, diciamo, sì. No? Sia fisicamente che come persona, perché ha preparato portieri all'Udinese, al Venezia e non ultimo anche Sirigu, quindi è una persona, è stato un acquisto fantastico. È stato un grande acquisto, il che vuol dire che non soltanto penso darà il suo sulla preparazione dei portieri, ma anche per l'intera squadra, insomma, come supporto fisico. Poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, visto che mi hai fatto la domanda dei giovani. Il nostro mister è uno che non ha nessunissimo problema. Se ci sono 4 fuori quota forti, lui li fa giocare, cioè non è una questione di anzianità o non anzianità, lui fa giocare quelli che reputa i migliori o quelli che può mettere meglio in campo. Bene, allora chiudiamo qui questa intervista, facciamo un in bocca al lupo al Portogruaro Calcio e al suo presidente, che penso come l'anno scorso seguirà quasi tutte le partite, vero? Sì, spero. Sì. Bene, vuol concludere con una frase? Crepi il lupo, ok? Ciao. Grazie.